Amici sportivi, ben ritrovati per la rubrica Tu per Tu con i protagonisti. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Martins Gomez Eluan, classe 1999, attaccante del Villafranca veronese. Ciao Eluan e ben arrivato. Partiamo subito con la prima domanda. Dove sei nato? Ciao Germano, sono nato in Brasile, precisamente a Curitiba. Cosa ti ricordi di più del Brasile? Casa di mia nonna che ci ho vissuto praticamente 8 mesi mentre i miei erano venuti qua in Italia. A che età hai iniziato a tirare i primi calci? In Ho, quale ini- squadra? Ho iniziato dai 5-6 anni alla Ciga Betti Valeggio. In quale società sei cresciuto? Sono cresciuto nella Ciga Betti Valeggio, ho fatto un anno a Castelnuovo e poi ho fatto 4 anni all'Hellas Verona. Perché hai scelto di venire a giocare a Villafranca? Per la società che è una società molto seria e la vicinanza a casa e i compagni. A che età hai debuttato in prima squadra? Ho debuttato a 17 anni contro la Clodiense. In quale ruolo preferisci giocare? Preferisco giocare esterno a destra, Il tuo colpo migliore? andare sul fondo e il cross. Un gol che immagini di segnare? Il gol che ci potrebbe regalare il gol che ci potrebbe regalare il campionato. Il gol più bello che hai segnato in carriera? Con l'Hellas Verona nei giovanissimi nazionali contro la Lazio ai playoff per le Final Eights. Il giorno della gara hai dei rituali o dei gesti scaramantici? Sì, mi metto sempre i calzini della Nike blu che avevo quando avevo il Verona, quando giocavo al Verona, e solo questo. La partita più bella che ti è rimasta nel cuore? Sempre quella delle Final Eights contro la Lazio. Il compagno di squadra con cui hai giocato e che ti ha insegnato di più? Calvetti è stato quello che mi ha preso sotto la sua ala protettrice appena sono arrivato in prima squadra di Villafranca e mi è rimasto molto al cuore. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è quello di poter giocare il più possibile con Villafranca, riuscire a portare a casa il campionato e fare bene col calcio. Le tue vacanze preferite? D'estate, quando c'è caldo e non si va a scuola. Nella vita cosa ti piacerebbe fare come lavoro? Nella vita non lo so ancora, penso che vorrei fare come i miei genitori, l'imprenditore, ma devo ancora scegliere. Vinci il campionato col Villafranca. Dove vai e con chi vai a festeggiare il viaggio? Accontento il Guerra e lo porto in Brasile con me. Cosa ne pensa la fidanzata della tua passione? È amorosa, è abbastanza felice perché sono via 4 giorni a settimana, però a lei piace invece sempre vedere le partite. Una dedica particolare che vorresti fare ai tuoi cari? Vorrei ringraziare mio papà e mia mamma per tutto quello che fanno per me e che non mi fa mancare niente. Cosa ti senti di dire ai compagni di squadra che stanno guardando il video? Che dobbiamo impegnarci al massimo per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Elwan, io ti ringrazio per la disponibilità e per la simpatia dimostrata durante l'intervista e soprattutto anche per la curiosità del Brasile che ci hai raccontato e che per te possa essere un'annata sportiva e scolastica di grandi soddisfazioni. Grazie ancora, Elwan. Grazie a te Germano.